Il nuovo vaccino anti-Covid viene somministrato in fiera Padiglione 6 su coloro che erano già prenotati per la terza o quarta dose. I vecchi vaccini vengono utilizzati solo per chi deve fare la prima o seconda dose, non per i richiami, anche se chi desidera fare il vecchio vaccino per i richiami potrà farlo. Sono una composizione del ceppo Wuhan e del ceppo Omicron, quindi ci sono gli antigeni di entrambi queste varianti e quindi può dare una copertura anche delle varianti che sono emerse nello sviluppo virale. In questo momento stiamo offrendo il vaccino nuovo alle persone che si erano precedentemente prenotate, sono attese oggi qui in fiera dalle 100 alle 120 persone. Se riterranno possiamo comunque dare il booster con il precedente vaccino che funziona, ha dimostrato di essere buono per coprire le forme gravi di malattia. Prossime consegne sono previste nei prossimi giorni, compreso il vaccino di Moderna che ha una composizione simile a questo della Pfizer. I nuovi vaccini, circa 75.000 dosi arrivate per la provincia di Padova, nei prossimi giorni verranno forniti a Monselice, Campo San Piero, alle case di riposo e ai medici di famiglia. La composizione del precedente era solo sul ceppo Wuhan, questo nuovo è una composizione di un minor contenuto di Wuhan per dare spazio anche ad antigeni dell'Omicron. Per questo motivo, per il più basso livello antigenico, è raccomandato non per il ciclo primario, ma è indicato per chi fa il cosiddetto booster, cioè la terza o quarta dose.